Subito un incontro con il prefetto Vincenzo Panico, con il commissario dell'ASP di Crotone Rocco Nostro e con le associazioni sindacali per cercare di sbloccare la situazione. È quanto ha comunicato il sindaco di Crotone Peppino Vallone stamattina ai lavoratori che stanno protestando, 4 dei quali sopra il tetto dell'ospedale San Giovanni di Dio, cercando di farli desistere. L'invito non ha sortito però gli effetti sperati e di 132 lavoratori aspettano l'esito dell'incontro istituzionale per verificare le opportunità per il loro futuro lavorativo finora in bilico. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza hanno recuperato in Piemonte importanti beni d'arte di interesse religioso. Il comandante Raffaele Giovinazzo ha illustrato i dettagli dell'operazione che ha portato al sequestro di un confessionale ed un crocefisso in argento del XVIII secolo ed una cornice in stile barocco che erano stati rubati nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni in Fiore e 2 statue di angeli e 2 candelabri trafugati nella chiesa di Giaveno dedicata a San Rocco, denunciate per ricettazione 3 persone, un calabrese e 2 piemontesi. È precipitato nel fiume Crati alla guida del suo camion da un'altezza di 10 metri ed è stato salvato grazie all'intervento di un giovane romeno che aveva assistito alla scena. È finita bene l'avventura di un autista, Giuseppe Di Turzio, impegnato nei lavori di riqualificazione del parco fluviale a Cosenza. Il romeno si è tuffato in acqua e ha raggiunto il camion, riportando a terra l'operaio, accompagnato poi in ospedale per lievi ferite. Un incontro istituzionale è stato organizzato ieri pomeriggio dal gruppo regionale dell'Italia dei Valori nella sala consiliare del comune di Crotone per riprendere il progetto di realizzazione della centrale solare a ciclo termodinamico denominato Pitagora. Il progetto, realizzato dal premio Nobel Carlo Rubbia, è ora fermo, ma l'IDV intende incalzare il governo regionale e nazionale per riportarlo in auge. Il presidente dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, Giuseppe Morabito, ha annunciato che sono stati consegnati i lavori per la ristrutturazione dell'aerostazione dell'aeroporto dello Stretto. Presente all'incontro con la stampa anche il presidente della provincia di Messina, Nanni Ricevuto, socio Sogas, Ivo Blandina, presidente di Confindustria Messina, Filippo Callipo, commissario straordinario Confindustria Calabria e Claudia Montesano, del direttivo di Confindustria Regina. Insieme contro l'anoressia è il titolo dell'iniziativa promossa al Teatro Politeama domani alle 21 con ingresso gratuito dall'amministrazione comunale di Catanzaro per sensibilizzare sui problemi dei disturbi alimentari. L'evento è stato presentato ieri mattina dagli assessori Nicola Sabatino Ventura e Tommasina Lucchetti e dal responsabile locale dell'Associazione Italiana Disturbi Alimentari e del Peso, Tommaso Gioffrè. La responsabilità professionale e sociale dello psichiatra è il titolo del convegno che si è svolto ieri nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza. Psichiatri, magistrati e giornalisti si sono incontrati per scambiarsi conoscenze ed esperienze con l'obiettivo di diffondere agli interessati del settore gli orientamenti più recenti riguardanti la responsabilità professionale e sociale tra diritto ed evidenza medica. Assenza è il titolo della mostra fotografica inaugurata ieri pomeriggio a Cosenza dal presidente della provincia Mario Oliverio alla presenza dell'ambasciatore della Repubblica Argentina in Italia, Torquato Di Tella, un omaggio ai desaparecidos vittime della dittatura militare in Argentina tra il 1976 e il 1983. La mostra fotografica resterà in visione al pubblico sino al 14 marzo presso la Galleria d'Arte Provinciale Santa Chiara di Cosenza. Il topo investigatore Geronimo Stilton, protagonista della collana omonima che va per la maggiore tra i ragazzi, è approdato a Crotone per annunciare che domani alle 10 presso il Teatro Apollo verrà presentata la nuova collana I Preistotopi, edito da PM. Per dare contezza del successo di Stilton, i libri della serie sono stati tradotti in 35 lingue diverse e dal 2000 al 2010 hanno venduto 45 milioni di copie in 150 paesi diversi, di cui 20 milioni nella sola Italia.
Inserito nella stagione 2010-2011 del Teatro Stabile di Calabria, è andato in scena ieri all'Apollo di Crotone I pugni in tasca di Marco Bellocchio. Dopo 44 anni dalla prima cinematografica, il regista ha affrontato per la prima volta uno spettacolo che rappresenta una società che vede crollare costumi e istituzioni. Una tournée complicata per tutti gli attori, soprattutto per la complessità dei personaggi, che vede protagonista Ambra Angiolini nel personaggio intenso e tormentato di Giulia.